Buona domenica, siamo alla trasmissione speciale TG, la trasmissione del 13 TV della domenica alle ore 20, la trasmissione voluta dal direttore del 13 TV, Gigi Di Meo. È una trasmissione dedicata alle relazioni internazionali, ai rapporti tra gli stati, ai soggetti della comunità internazionale che sono prima di tutto gli stati, ma poi anche le comunità, le identità collettive, anche i soggetti senza Stato, anche le comunità senza Stato. Pensiamo per esempio ai curdi, visto che nell'attualità è presente il tema della Siria. Ma condividiamo subito lo schermo e iniziamo prima di tutto dal nono seminario geopolitico che è stato realizzato da Storia e che lunedì 16 dicembre si è tenuto al centro polifunzionale dell'Università di Udine in via Prasecco 3 in aula S5. Vedete molto impegnativo il parterre dei relatori e anche la pretesa per certi versi di impegnare il pubblico, studenti, corsisti del corso di diritto dell'informazione e della comunicazione nell'ambito del corso di laurea in scienze e tecnologie multimediali, ma anche giornalisti dell'ordine del Friuli Venezia Giulia che hanno potuto beneficiare dei 4 crediti per la formazione professionale. Il mondo di Trump e le prospettive della pace. Ci avviciniamo a Natale e quindi ecco che è opportuno nell'ambito di una trasmissione dedicata alla geopolitica concentrarsi sulla pace. Teniamo presente che questa iniziativa ha anche avuto la collaborazione della Runipace, della rete delle università per la pace in ambito CRUI e il patrocinio dell'Università degli Studi di Udine. Quindi è un'iniziativa che va direttamente, cerca di cogliere l'obiettivo della diffusione degli studi e delle politiche della pace per una convivenza pacifica tra le comunità e tra gli stati. E passiamo ecco alle immagini, vedete ecco qui sempre la locandina che richiama i relatori, ecco il professor Foresti che peraltro non ha potuto partecipare perché era influenzato quel giorno, il professor Marco Tarchi che ha avuto un contrattempo familiare, diciamo, personale. Però c'erano il generale di corpo d'armata Bernardini, che vedete, il professor Sterpa, che vedremo fra poco, il professor Simone Tonin dell'Università di Udine, il professor Sterpa dell'Università della Tuscia, il professor avvocato Giovanni Dainese dell'Università di Ferrara, e poi anche il senatore Sonego, per esempio, in questa immagine, come rappresentante dell'associazione Norberto Bobbio di Pordenone, associazione che collabora spesso con Storia e viceversa. Storia, per esempio, collabora all'iniziativa dell'associazione Bobbio, l'Università della Politica, che si terrà che inizierà sabato 11 di gennaio a Pordenone nella sala Teresina De Gan della Biblioteca Civica di Pordenone e poi continuerà nei successivi sabati sempre dalle ore 10 fino alle 12 circa. Ecco qui vedete si è aggiunto anche Lucio Leandrin dell'Ordine dei Giornalisti
Ecco, sottoscritto ha dovuto fare l'introduzione, diciamo, presentare i relatori e poi fare qualche riflessione sulla pace in Ucraina, sulla pace in Medio Oriente. Ovviamente considerazioni anche dettate dal realismo e quindi dalla difficoltà di raggiungere questi obiettivi. Ecco, qui vediamo il senatore Lodovico Sonego, che è stato anche guida, vertice della delegazione parlamentare italiana in ambito INCE, nell'iniziativa iniziativa centroeuropea che vede un pordenonese da pochi giorni al segretariato generale, il senatore Franco Dal Mas. Abbiamo delle idee da proporre, tra l'altro, proprio in ambito INCE, e lo faremo con il senatore anche Sonego e con l'associazione Istoria, proprio per realizzare gli obiettivi di collaborazione in ambito parlamentare, in ambito politico, nel centro Europa, nel cuore dell'Europa, con l'iniziativa centro europea. Il senatore Sonego ha parlato della situazione però attuale e soprattutto del fatto che bisogna schierarsi, secondo lui, dalla parte della democrazia e anche in maniera molto forte contro le autocrazie, in opposizione alle autocrazie. Ma di che schieramento stiamo parlando? Stiamo parlando proprio dell'attività che ha fatto quando era senatore, e cioè quella di valorizzare la collaborazione tra le assemblee parlamentari proprio per creare delle situazioni di convivenza, di collaborazione tra gli stati e anche uno spirito europeo più fondato, diciamo. E quindi è attraverso il lavoro della collaborazione tra le assemblee parlamentari che si ottengono questi risultati. Ecco invece qui altri indirizzi di saluto. Il rappresentante dell'Ordine dei giornalisti Lucio Leandrin, che ha sottolineato in apertura l'importanza per i giornalisti di una formazione che spinga, che consenta poi di avere una informazione autorevole, una informazione tecnicamente preparata. E quindi ecco il supporto che cerchiamo di dare come Istoria, come Università di Udine, come corso di diritto dell'informazione e della comunicazione all'Ordine dei giornalisti, e poi riceviamo dall'Ordine dei giornalisti competenti interventi come quello di Lucio Leandrin in questa occasione. Ecco la prima relazione con il generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini, riservista, generale che ha comandato il Confoter, cioè il comando delle forze operative terrestri dell'esercito italiano, e quindi che aveva parecchi generali di corpo d'armata sotto il suo comando, oltre che brigate e divisioni. E il generale Bernardini, da uomo nato, si è anche misurato, uomo che ha partecipato a missioni internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, ha tentato di proporre una riflessione sulla effettiva possibilità dei due stati e
due popoli, due stati nel Medio Oriente, Palestina e Israele. E sotto questo profilo ha segnalato grandi ostacoli. Un primo grande ostacolo è rappresentato da quello che è accaduto il 7 ottobre. Un altro grande ostacolo è il fatto che anche l'autorità nazionale palestinese non ha condannato questa strage. Diciamo dall'altro lato ha evidenziato come Israele, che deve cercare di garantire la propria sicurezza, però ha creato una situazione nella quale i palestinesi, in particolare a Gaza, da decenni, da generazioni ormai, come dire, subiscono una condizione di non completa rappresentanza politica, o peggio, sono rappresentati politicamente da organizzazioni come Hamas, che hanno degli obiettivi terroristici, tra i quali l'eliminazione di Israele. Ecco, qui vedete il generale Bernardini in un caratteristico suo gesto per focalizzare la situazione, con la concretezza del generale mettere qualche dubbio sulla effettività della possibilità di raggiungere questo risultato, cioè due stati, due popoli, due stati. Abbiamo visto adesso l'immagine del professor Alessandro Sterpa, docente di diritto costituzionale pubblico all'Università della Tuscia e coautore, vedete, insieme a Marina Caporale e a Maria Esmeralda Bucolo, di questo libro Diritto pubblico di Internet, dell'editoriale Scientifica, uscito adesso ad ottobre. È un manuale, ma è, diciamo, quasi una monografia sul diritto pubblico di Internet a più mani. E la riflessione del professor Sterpa è passata attraverso la valorizzazione del collegamento tra potere, rete di Internet e diritti costituzionali, e tra l'altro li ha applicati immediatamente alla sentenza di questa settimana della Corte Costituzionale della Romania, che ha, su impulso dei servizi di informazione che hanno segnalato le interferenze della Russia nella campagna elettorale, la Corte Costituzionale ha annullato in pratica le elezioni, ha invalidato le elezioni. Ed ecco allora che in questa fase il professor Alessandro Sterpa ha sottolineato come stia emergendo una lotta per il controllo delle menti, della quale il giudizio della Corte Costituzionale rumena è un esempio, guerra per la conquista delle menti, che trova però lo strumento di difesa dove? Nei diritti, nelle libertà fondamentali, nei diritti costituzionali. E quindi ecco questa capacità di introdurre dei nuovi elementi interpretativi da parte del professor Alessandro Sterpa, che ha presentato un po' proprio questa chiave di lettura e della sentenza e della rete Internet attraverso questo volume. E subito dopo il professor Alessandro Sterpa è stata volta del professor Simone Tonin dell'Università di Udine, allievo del professor Giulio Codognato. Sono il gruppo del professor Codognato dell'Università di Udine, studiano gli oligopoli presenti nell'attuale economia, e il professor Tonin ha sottolineato come l'America di Trump sarà è già
con Biden un oligopolio, e lo sarà probabilmente ancora di più con Trump. Passiamo a un altro relatore, qui era un giovane relatore allievo del professor Sterpa, che nel volume che abbiamo visto, diritto pubblico di internet, si è occupato di cybersicurezza, e ha sottolineato come la cybersicurezza sia debitrice sia di una determinazione da parte dell'Unione Europea, come di una determinazione di diritto interno. Ormai su internet, dobbiamo tenerlo presente, c'è un intervento diretto da parte dell'Unione Europea pensiamo per esempio a molti regolamenti europei, tra i quali per esempio ultimo il regolamento sull'intelligenza artificiale, quindi degli atti che incidono immediatamente nell'ordinamento degli Stati membri, non più solo direttive come era in passato negli anni 90, ma adesso da 2 o 3 anni a questa parte ci sono circa 7-8 regolamenti che incidono direttamente, e poi comunque una determinazione di diritto interno per quanto riguarda la cybersicurezza. Ecco, passiamo